Benvenuti in questo webinar. Vi accompagneremo in un percorso alla scoperta di ENAIP Veneto, la scuola di formazione professionale, la sede di Rovigo. Io sono Alessandro Caberlon, formatore dell'area professionale, con me c'è Caterina Zaghi, formatore dell'area culturale. Benvenuti. ENAIP Veneto è un'impresa sociale promossa dalle ACLI, nata nel 1951. È riconosciuta dalla Regione Veneto quale ente di formazione. La missione di ENAIP è progettare ed erogare servizi di formazione professionale, orientamento professionale e accompagnamento al lavoro per favorire l'integrazione sociale, la crescita delle economie territoriali e delle organizzazioni lavorative, lo sviluppo professionale e civile delle persone attraverso il lavoro. Attualmente ENAIP è presente in Veneto con 18 scuole di formazione professionale. Collabora con più di 2000 aziende e l'80% dei nostri studenti prosegue gli studi o si inserisce nel mondo del lavoro entro un anno dal conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Alessandro, come si colloca ENAIP nel sistema scolastico nazionale? Subito dopo la terza media si può decidere di frequentare un corso di formazione professionale triennale che prevede l'acquisizione di una qualifica professionale EQF3, che può portare o direttamente nel mondo del lavoro o a proseguire gli studi in ENAIP con il quarto anno per l'acquisizione di un diploma professionale di tecnico EQF4, gestito con il sistema duale di alternanza rafforzata scuola-lavoro, che per diversi allievi può iniziare anche con un contratto di apprendistato. Per chi poi lo desidera, può continuare nei percorsi formativi e può accedere ai livelli superiori di istruzione IFTS o all'università. Caterina, cosa ci dici della scuola del fare? La scuola del fare è definita la scuola professionale, in quanto tutti i ragazzi, gli studenti che decidono di accedere a un percorso di formazione professionale sono tutte quelle persone che hanno il desiderio di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro imparando una professione e specializzandosi in questa. Il monte ore annuo che è previsto, che viene erogato nelle scuole di formazione professionale è pari a 990 ore, suddivise in circa 30 ore settimanali, di cui il 40% sono competenze culturali, infatti si insegna e si impara la lingua italiana e la comunicazione multimediale, la matematica e le scienze, la cittadinanza, storia, economia e diritto, le lingue inglese e tedesco, l'educazione motoria, l'etica, e poi si dà una importanza all'alfabetizzazione informatica e a tutte quelle che sono le tecnologie digitali. Per quanto riguarda invece le competenze tecnico-professionali, che corrispondono a circa il 60% del monte ore totale, si parla di competenze tecnico-professionali di settore, accoglienza e introduzione allo stage, sicurezza e qualità, stage e apprendistato, percorsi delle competenze trasversali e orientamento. Per quanto riguarda la parte appunto professionale, questo 60% al primo anno è svolto interamente tra lezioni teoriche in aula e attività laboratoriali. Al secondo invece e al terzo anno il ragazzo viene inserito nel mondo lavorativo mediante degli stage che al secondo anno hanno un monte ore di 152 ore, al terzo anno invece pari a 232 ore. Al quarto anno, invece, gestito in sistema duale, sono previste 500 ore di formazione direttamente in azienda. L'azienda diventa quindi luogo di formazione alla pari della scuola e i ragazzi e le aziende in questo percorso sono affiancati da un tutor formativo che predispone in collaborazione con le aziende il piano formativo degli allievi. Il quarto anno viene erogato in sistema duale. Sistema duale significa imparare lavorando. Le 990 ore si suddividono in 490 ore di formazione a scuola e 500 ore di formazione in azienda, come diceva appunto Alessandro, la quale può essere effettuata in due modalità, o con dei percorsi di competenze trasversali di orientamento, quindi le PCTO, ovvero l'alternanza scuola-lavoro, o in apprendistato. Per apprendistato si intende quindi un vero e proprio contratto di lavoro che viene fatto all'allievo che gli dà la possibilità quindi di inserirsi nel mondo lavorativo e di vedere questo a 360 gradi.
Per quanto riguarda la scuola di formazione professionale ENAIP, la sede di Rovigo, per l'anno formativo 2021-2022 sono previsti il profilo di operatore alla ristorazione, indirizzo di sala, bar e cucina, operatore ai servizi di vendita, operatore tecnico, operatore elettrico, tecnico elettrico e operatore meccanico. Iniziamo a vedere l'operatore della ristorazione, nel quale si raggiunge una qualifica professionale con il superamento di un esame al termine del triennio e successivamente un diploma professionale al termine del quarto anno, quindi si diventa tecnici dei servizi di sala o bar oppure in alternativa tecnico di cucina. Nel primo anno si raggiungono diverse competenze. Infatti l'operatore della ristorazione prevede l'acquisizione di conoscenze ed abilità per intervenire nei processi della ristorazione, con autonomia e responsabilità secondo procedure e metodiche di operatività. La formazione valorizza l'applicazione e l'utilizzo di metodologie base, strumenti di informazioni per svolgere attività relative ai servizi di sala e di bar, con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici, cucinati e allestiti in servizio di sala. Il tecnico invece dei servizi di sala e bar o tecnico di cucina, quindi al conseguimento del diploma professionale, prevede l'acquisizione invece di conoscenze ed abilità per intervenire con autonomia, esercitando il presidio dei processi dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi di ristorazione, attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e l'erogazione operativa, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. Il tecnico di sale e bar o tecnico di cucina anche possiede delle competenze funzionali all'approvvigionamento, l'immagazzinamento e la conservazione di materie prime e prodotti, alla cura e all'erogazione di servizi personalizzati nell'offerta di bevande e abbinamenti enogastronomici. Passiamo ora invece all'operatore ai servizi di vendita, che con la qualifica diventano appunto operatori al servizio di vendita, mentre con il diploma professionale, quindi al termine del quarto anno, tecnico commerciale delle vendite. Analizziamo un attimo quelli che sono i profili professionali e delle competenze, abilità e conoscenze che vengono acquisite. Sono tutte inserite nei processi della distribuzione commerciale secondo delle procedure e metodiche di operatività. La formazione valorizza l'applicazione e l'utilizzo di metodologie di base, strumenti di informazioni per svolgere attività relative al servizio di vendita e post vendita, anche in ambienti virtuali con competenze nel supporto e assistenza al cliente, nell'organizzazione di ambienti e di spazi espositivi, nella predisposizione di iniziative promozionali e nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari. Per quanto riguarda invece il tecnico commerciale, quindi dopo il diploma professionale, si ha l'acquisizione di conoscenze ed abilità per intervenire con autonomia, esercitando il presidio dei processi di distribuzione commerciale attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse, il monitoraggio e la valutazione del risultato, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo. Il tecnico possiede infatti competenze funzionali in rapporto ai diversi indirizzi, alla realizzazione del piano di acquisti, all'allestimento, alla promozione, all'amministrazione d'esercizio e alla gestione dei rapporti con il cliente. Invece, Alessandro, cosa ci racconti sull'operatore elettrico? Per quanto riguarda l'operatore elettrico è prevista la qualifica professionale dopo il triennio o il diploma professionale dopo il quarto anno, dove l'allievo diventa tecnico elettrico. L'operatore elettrico prevede l'acquisizione di conoscenze e abilità per intervenire nei processi di realizzazione dell'impianto rispettando la normativa vigente, secondo procedure e metodiche di operatività. La formazione, a seconda degli indirizzi, valorizza l'applicazione e l'utilizzo di metodologie di base, strumenti e di formazioni per svolgere le attività con competenze relative all'installazione e alla manutenzione degli impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici, negli ambienti produttivi artigianali ed industriali e per l'automazione industriale, il tutto nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici. L'operatore elettrico pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell'impianto.
Il tecnico elettrico invece, quindi al termine del quarto anno, come naturale proseguimento del precedente triennio, prevede l'acquisizione di conoscenze ed abilità per intervenire in completa autonomia esercitando il presidio dei processi di realizzazione, funzionamento e programmazione di impianti elettrici. Questo attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse, alla progettazione e al dimensionamento di componenti e impianti fino alla collaborazione nelle fasi del collaudo, all'avvio e alla messa in funzione dell'impianto. Il tecnico possiede competenze funzionali in rapporto ai diversi indirizzi, alla realizzazione e alla manutenzione di impianti elettrici, all'integrazione dei sistemi di building automation e alla progettazione di impianti civili e industriali di piccole dimensioni. Per quanto riguarda invece l'operatore meccanico, anche qui come per l'elettrico è prevista la qualifica professionale dopo il triennio, dove l'allievo diventa operatore meccanico, o integrandolo con il quarto anno in sistema duale, l'acquisizione del diploma professionale di tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione, sistemi e CNC. L'operatore meccanico prevede l'acquisizione di conoscenze e abilità per intervenire nei processi di produzione meccanica, rispettando la normativa vigente secondo procedure e metodiche di operatività. La formazione, a seconda degli indirizzi, valorizza l'applicazione e l'utilizzo di metodologie di base, strumenti ed informazioni per svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all'adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell'approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate proprie della produzione meccanica. Con il quarto anno, l'acquisizione del diploma di tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione, sistemi e CNC, anche qui come proseguimento naturale del triennio precedente, prevede l'acquisizione di conoscenze ed abilità per intervenire con autonomia esercitando il presidio dei processi di produzione realizzati con sistemi CNC, sistemi automatizzati, CAD/CAM e linee robotizzate, attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la collaborazione nell'organizzazione operativa delle lavorazioni, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. Il tecnico possiede competenze funzionali in rapporto ai diversi indirizzi, alla produzione di documentazione tecnica, programmazione, conduzione e manutenzione ordinaria e controllo degli impianti e di vari cicli di lavorazione. Le nostre metodologie didattiche prevedono didattica esperienziale, project work, FAL, formazione in assetto lavorativo, didattica inclusiva e attenzione alla personalizzazione ed individualizzazione. Oltre alle figure dei docenti che accompagnano i ragazzi in tutto il loro percorso scolastico e di formazione, ci sono anche altre tre figure, che sono la figura del tutor, la figura del tutor stage e del tutor formativo. In particolare la figura del tutor ha una funzione di accompagnamento a scuola, ovvero aiuta i ragazzi a, diciamo, c'è una forte attenzione in tutta ENAI, in tutta la formazione professionale, in quello che è lo star bene a scuola degli allievi. In particolare la figura del tutor è mirata anche proprio a questo, cioè a generare un clima sereno del gruppo classe, in sinergia appunto con quelle che sono le attività dei docenti. In più ha anche una funzione di monitoraggio delle presenze scolastiche in modo tale da limitare i casi di abbandono. Inoltre ha anche una funzione di fa da tramite tra quella che è la scuola e le famiglie. Il tutor stage invece, o il tutor formativo, hanno la funzione di accompagnamento degli allievi in azienda. Assieme all'azienda definiscono il progetto formativo e monitorano la prosecuzione insomma, di questo rapporto. Valutano assieme all'azienda i risultati e valutano sempre assieme all'azienda l'eventuale inserimento nel mondo del lavoro. La sinergia quindi di queste quattro figure, i docenti, i tutor formativi e i tutor stage, hanno la funzione di far crescere la persona sia sotto l'aspetto umano che sotto l'aspetto delle competenze professionali in azienda. Tutto questo per formare dei giovani competitivi per il mondo del lavoro.
Durante l'anno scolastico proponiamo agli studenti diversi progetti di cittadinanza attiva, dal sindaco in classe a progetti di sostenibilità ambientale e sociale, collaborando con diverse istituzioni del territorio, tra le quali Lega Ambiente, il Centro Antiviolenza sulle Donne, la Protezione Civile e molte altre. Inoltre vi è l'associazione, però Filippo Vettin, scusa, ci sono tante slide che ho visto che non sono corrette. Prova a fare interrompi condivisione. Mi devo mettere in pausa? Sì, Piero, perché mi sono accorta che diverse slide, non so per quale motivo, erano giuste, invece ci sono tante parole spostate. Anche quest'ultima qui proprio è orrenda. Metto in pausa un attimo e poi riprendete da dove ritenete? Sì. Le nostre metodologie prevedono didattica esperienziale, project work, FAL, formazione in assetto lavorativo e didattica inclusiva, con particolare attenzione alla personalizzazione e all'individualizzazione. All'interno della scuola professionale, oltre ai docenti, collaborano dei tutor stage e dei tutor formativi. Il tutor in particolare ha una funzione di accompagnamento a scuola degli allievi. Cosa significa questo? Che ha la funzione di fare da tramite tra scuola e famiglia, in più collabora con i docenti per mettere in atto delle azioni che facilitano e che migliorano il clima classe, questo per favorire lo star bene a scuola dei ragazzi, che è uno dei principali obiettivi, e in più ha la funzione anche di monitorare quelle che possono essere e limitare, diciamo, la dispersione dei ragazzi, per cui ridurre l'abbandono scolastico. Il tutor stage invece funge da accompagnatore in azienda del ragazzo, assieme all'azienda definisce il progetto formativo, monitora l'andamento dell'allievo all'interno dell'azienda e sempre assieme all'azienda valuta i risultati e predispone un eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Quindi queste 4 figure, docenti, tutor formativi e tutor stage, hanno la funzione di far crescere il ragazzo sia sotto l'aspetto personale che sotto l'aspetto dell'acquisizione delle competenze professionali. Tutto per formare dei giovani che siano competitivi per il mercato del lavoro. Durante l'anno scolastico proponiamo agli studenti diversi progetti di cittadinanza attiva, dal sindaco in classe a progetti di sostenibilità ambientale e sociale, collaborando con diverse istituzioni del territorio, tra le quali Lega Ambiente, Centro Antiviolenza sulle Donne, Protezione Civile e molte altre. Inoltre, l'associazione dilettantistica Fuori Classe propone un'offerta fuori orario scolastico, quindi generalmente al pomeriggio, di attività ricreative, sportive, musicali a tutti gli allievi della nostra scuola. 3 motivi per scegliere ENAIP Veneto. Abbiamo a cuore i giovani e il loro futuro. Si diventa professionisti. E si impara a vivere. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Vi aspettiamo presso il nostro centro di via Marconi 7 a Rovigo per venire a scoprire dal vivo i nostri corsi rivolti ai giovani dopo la scuola media. Tutto quello che abbiamo proposto fino ora, insomma, in questo breve viaggio che abbiamo fatto all'interno di ENAIP, si può riassumere in un breve video che ora vi proponiamo, che ci fa capire come l'incontro tra le persone e l'esperienza di ENAIP Veneto può trasformare e cambiare le vite, in un intreccio di esperienze che danno significato a quello che per noi rappresenta una giornata comune.
Rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno. Get down from that high horse, ride this feeling with us. Wear it like a crown till sunshine fades into dusk. Ciao Alberto, buongiorno. Come stai? Bene, So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. I see the lights changing, I see the lights changing now. I hear the music playing, I hear it playing in my mind. Make it shine like gold, make it shine like gold. Stavo tornando a casa e ho operato. 2 minuti e... Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. Bene, vi invitiamo allora a visitare il nostro sito internet per poter anche fissare le date di scuola aperta o anche degli webinar live per poter entrare proprio nel vivo di tutta quella che è la nostra offerta formativa per l'anno 2021-2022. Grazie Perfetto, a vi tutti. aspettiamo, grazie.